Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento del gruppo TV7, un appuntamento che andrà in onda tutti i martedì sera dalle 19:30 alle 20:20, vedete già alle mie spalle il titolo e il sindaco risponde, quindi chi vorrà intervenire per fare delle domande al sindaco oppure può mandare i messaggi oppure durante la settimana può mandare le email, il sindaco è a vostra disposizione per cercare di rispondere a tutte le domande, quelle che riuscirà a fare in tempo durante la trasmissione, altrimenti durante la settimana sicuramente il sindaco vi risponderà. Lo saluto, lo ringrazio di essere con noi, buonasera sindaco. Grazie. Buonasera a tutti voi. Eccolo che lo ricordo già i numeri di telefono per interagire con noi, messaggi 345 33 41 171 per chiamare in diretta 807 777 53, li vedete già lì in sovraimpressione, quindi se volete iniziare a fare delle domande o a telefonare per chiedere al sindaco quello che ritenete giusto di chiedere, sicuramente lui vi risponderà. Però prima di iniziare sindaco un ricordo ovviamente al ragazzo della polizia municipale che purtroppo è deceduto l'altro giorno, credo sia giusto ricordarlo. Drammatica la faccenda veramente, perché prima era giovanissimo, era amato dai suoi colleghi, da tutti, ha fatto un'impressione veramente incredibile. Sono andato 2 o 3 volte in ospedale, speravo un miracolo, Ecco, vediamo proprio i colleghi che stanno portando ovviamente delle corone con le pattuglie della polizia municipale che sono andate a commemorare ovviamente il ragazzo scomparso che si chiamava Massimo Boscolo, giovanissimo, 34 anni. Che ho sperato fino all'ultimo un miracolo, perché mi ha detto il chirurgo che era veramente in condizioni gravi e purtroppo il miracolo non c'è stato. Davvero, quindi facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia, perché credo sia giusto, essendo oltretutto anche molto giovane, quindi anche al servizio della città di Padova, è giusto riconoscere, purtroppo sono cose che succedono. Il resto va tutto bene, sindaco, in attesa delle prime telefonate, dei primi messaggi? Molto bene, direi, non mi annoio durante il giorno, vi garantisco, però è anche bello, affascinante, insomma, avere a che fare con i cittadini che ti chiedono, cerchi di risolvere i problemi. Oggi abbiamo fatto una bellissima conferenza stampa con il professor Boeri, cui ha illustrato, voi sapete che il professor Boeri sta facendo il piano regolatore di Padova, però abbiamo chiesto una visione, un master plan particolare sulla zona della stazione, che è una zona molto importante per quanto riguarda Padova. Lui ha fatto una sua visione, un suo master plan e l'ha presentato prima agli investitori privati al Ferrovie dello Stato. Guardi, abbiamo anche le immagini. Esatto. E dopodiché abbiamo incontrato la Sampa per rendere ovviamente pubblica la faccenda, è decisamente importante. Ripeto, non è un progetto, è un master plan, cioè una visione. Ricordo che questa parte di Padova è importantissima. Prima, la Ferrovia dello Stato, il governo ha stanziato i soldi per il progetto per quanto riguarda Padova-Vicenza, l'alta velocità. Va da sé che la stazione va ampliata, modificata, anche perché l'alta velocità arriverà come binaria a nord, per cui collegherà finalmente la Cella a Padova. C'è una frattura da anni insanabile sotto l'aspetto proprio fisico. Sarà rifatto il ponte Borgomagno, sarà abbattuto e rifatto, perché l'alta velocità non passa sotto, ma di conseguenza tutta quella zona cambierà in maniera radicale, per cui l'area PP1, cosiddetta PP1 via Trieste, l'area di fronte alla chiesa della pace, l'IFI, queste sono aree private. Queste 2 aree sono già gli investitori che vogliono cominciare i lavori, dopodiché passeranno ulteriori 2 linee di tram, una c'è già, altre 2, ricordo poi per quanto riguarda la fiera ci sarà i 3.000 posti di ingegneria, l'arena della musica sempre all'interno della fiera, se viene finanziata, ma so che le cose sono abbastanza avanti. Smart Center, sul secondo piano della fiera, vuol dire tutte le start-up innovative, la questura, l'ospedale, tante di quelle cose, Piazzale Boschetti che siamo in fuori il Parco Tito Livio, quella parte di Padova cambierà totalmente. È indispensabile che facciamo massa critica tra comune, privati, Ferrovia dello Stato, per cui tutti quanti, università. È una zona importantissima di Padova che avrà
cambiata totalmente, no domani, ora 6-7 anni, ho detto anche oggi, quindi le ferrovie sono 7 anni per portare l'alta velocità, per cui un investimento di qualche miliardo, per cui molto alte, questo vuol dire lavoro, vuol dire economia, vuol dire tantissime cose, vuol dire che Padova cambierà, però di base bisogna fare il sistema insieme, bisogna non andare ognuno per conto loro. Perché c'è la buona volontà da parte di tutti, diciamo, i privati sicuramente, le ferrovie dello Stato anche, l'università. È molto tempo che ormai siamo in sinergia con tutti e questo penso sia un vantaggio per Padova. Sicuramente. Ricordo ancora, perché ricordo Sindaco, che è la prima puntata in un orario inusuale, perché è la prima volta che l'abbiamo ospite in questo orario, avendolo avuto sempre il mercoledì a Primus Inter Pares una volta al mese. Questa è la prima puntata, quindi ovviamente i telespettatori e i cittadini di Padova magari non ne sono a conoscenza, dunque cercheremo di far conoscere appunto questa trasmissione dove il Sindaco risponde ai cittadini. I numeri per interagire e per mandare i messaggi sono il 345 3341 171, per telefonare in diretta 807 7753. Ovviamente attendiamo le telefonate e i messaggi per chiedere al Sindaco, poi vedete c'è l'email per poter chiedere durante la settimana tutto quello che ritenete opportuno per quanto riguarda la città di Padova. Città di Padova, come avete sentito dal Sindaco, sta letteralmente cambiando sotto determinati aspetti in questi 4 anni e mezzo di governo da parte del Sindaco Giordani. La città è cambiata, è stato firmato praticamente per il nuovo ospedale, cambiato Piazzale Boschetti, ci sono molte cose che sono davvero innovate. C'è la Prandina, tanto per tornare un argomento. No, le sto dicendo tutte, poi ricordiamo la nuova questura che verrà fatta già con i soldi in tasca, la linea del tram, la 2, la 3, e quindi davvero molte opere che nei prossimi anni dovrebbero essere terminate per cambiare completamente il volto di Padova. Senta, per quanto riguarda, come diceva ne abbiamo già parlato in altre situazioni, su invece c'è una telefonata, iniziamo già con la telefonata così sentiamo che abbiamo in onda. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Mi sente? Adesso la sento, se la regia mi alza l'audio in studio la sentiamo meglio. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Allora, da Padova e mi chiamo Paola. Prego signora Paola, prego. Innanzitutto saluto lei, il signor Giordani e tutti quelli che sono in ascolto. Buonasera. E cercherò di essere breve naturalmente. Sì, se magari abbassa... Allora, ho sentito parlare di signora Paola, Boeri, eccetera, eccetera, benvengano tutti, però non vorrei che troppi soldi andassero nei soliti mega progetti e poi la realtà, che costerebbe molto poco, non vengono fatte le cose più utili. Chiedo al sindaco, ma si è reso conto che manto stradale c'è in tutta Padova, che è allucinante? Dove? Se vuole, al mio numero di telefono, non pretendo lei, ma uno dei suoi collaboratori, ci facciamo diretto per Padova. Seconda cosa, si è reso conto, signor Giordani, di quanto verde sia stato depaurato, tagliato, senza motivo, e di quanto cemento da raddoppiare quasi interi quartieri. Poi parliamo di inquinamento, eccetera, eccetera. Ecco, se vuole, ripeto, spero che non dica il solito bla bla bla, andiamo in fatti concreti. Io le parlo di fatti concreti. Se uno dei suoi collaboratori, non tanto, ma solo per migliorare la città di Padova, che è veramente diventata un mostro di cemento, dobbiamo continuare in questa strada, ma proprio se vogliamo bene a Padova, al mio numero di telefono ben volentieri mi perdo 2 ore, se per caso non ve ne foste accorti di come è ridotta. Perfetto, è stata chiara signora Paola. Signora Paola, è stata... cosa, no, aspetti, signora Paola. Lo spazio del verde viene anche fatto. Signora Paola. Però viene sistematicamente lasciata la plastica. Io ho segnalato 1000 volte, mi sono stufata. La plastica, le immondizie di plastica vengono lasciate nel terreno, aspettiamo che ricresca l'erba, c'è il solito sfalcio di erba, che l'erba non è inquinante, bene, signora Paola, sarà antipatica, però le quintalate di immondizie restano regolarmente nelle strade. Ecco, grazie infinite. No, signora Paola, aspetti un attimo. Mi sente signora Paola?
o ha chiuso? Ha chiuso, perché penso. volevo chiedere gentilmente se la città è aumentata, la superficie ovviamente come diceva del cemento, in che zona di Padova è aumentata, perché tanto per capirci, perché mi sembra che non sia così, però le risponde il sindaco, prego sindaco. Mi lascio un po' perplesso. Allora, proviamo a ricapitolare. Verde, stiamo piantando 10.000 alberi per un valore di 3 milioni di euro. E li stiamo piantando adesso? No, prossimo anno. Tra adesso e la primavera, che è il periodo dell'aria. Abbiamo triplicato il parco Iris. Parco Basso Isonzo abbiamo cercato di arrestare la costruzione. È vero che sono anche costruzioni nuove, è verissimo, però non voglio dare sempre colpa al passato, non è la mia abitudine. Sono anche cose vecchie che sono nate, autorizzazioni vecchie nate nel tempo. Penso che abbiamo, ricordo che c'è anche il piano casa approvato dalla Regione, in cui siamo inermi in questo senso. Noi siamo molto attenti al consumo del suolo, garantisco questo, siamo molto attenti. Penso che abbiamo quasi portato 100.000 metri quadrati di verdi in più in questi anni. È vero che sono costruite anche costruzioni, però siamo molto attenti al verde perché ci è chiaro che è la qualità dell'aria, la qualità della vita, dipende molto dal verde. Per quanto riguarda gli asfalti, veramente abbiamo, può essere che siano dei buchi, non la metto in dubbio, specialmente dopo l'inverno solitamente, però veramente abbiamo investito veramente tanti soldi sugli asfalti, sia marciapiedi che strade, si può fare di più, sempre di più. Nel prossimo semestre cominceremo in primavera, stiamo asfaltando anche adesso. Pensate, nell'ultimo mese e mezzo abbiamo investito 1,5 milioni solo in asfalti, 1,5 milioni, e ce ne saranno qualcosa come le altre decine in primavera, tra fine anno e primavera, per cui si può fare sempre meglio, si può fare sempre di più. Però adesso, a mio modo di vedere le strade non sono messe male. In effetti volevo chiedere le zone dove non c'è, perché ho visto se che la signora gentilmente mi dice a cosa si riferisce, perché io vivo a Padova, giro a Padova, per cui non ho visto questo disastro che la signora mi ha detto, per cui se magari mi lascia un messaggio o lascia un messaggio rispondo molto volentieri. Per quanto riguarda la plastica, è vero che ogni tanto capita che le cooperative che tagliano l'erba, sfalciano, non sono molto accurate, spesso volentieri c'è qualche bottiglia di plastica e si infrantuma in 1000 pezzi. Questo abbiamo già detto, state attenti perché è importante. Questo è vero, però è veramente limitato questo problema. No, certo, stavo chiedendo solo che è caduta la linea, ho chiuso la signora Paola, volevo chiedere quali sono le zone dove le strade non sono asfaltate, perché ho visto molte strade che venivano asfaltate e soprattutto dove è stato cementificato Padova più del solito, perché volevo sapere le zone, perché non avendocelo detto mi faceva piacere saperlo, però ovviamente lo comunicheremo. Andiamo in pubblicità, però vi ricordo ancora i numeri per interagire con il sindaco, per mandare i messaggi 345 533 41 171, ripeto 345 33 41 171, per chiamare in diretta 80 777 53. Tra poco rimanete con noi, chiamate e telefonate.